Rieccoci in studio con l'edizione del Veneto dei nostri TG, siamo alla pagina dello sport con il volley. Dopo Supercoppa e Mondiale, l'Imoco Conegliano conquista anche la Coppa Italia. Ancora una volta la Coppa verso il cielo, l'abbraccio con i tifosi e un'emozione che si rinnova e triplete senza se e senza ma. Dopo Supercoppa e Mondiale le Pantere dell'Imoco hanno azzannato anche la Coppa Italia battendo le avversarie dell'Unet a Busto Arsizio, padrone in casa altrui verrebbe da dire, vedendole all'attacco dopo un primo set di sostanziale equilibrio. A premere l'acceleratore la solita Egonu, nemmeno un fastidio al ginocchio sinistro la ferma se non per una brevissima pausa tecnica fatta di ghiaccio e massaggi. Il dominio delle Pantere non arretra nemmeno quando in campo entra l'eterna Francesca Piccinini, da poche settimane in forza proprio all'Unet. Insomma, è stata una sfida tra regine del volley, quella che ha infiammato il palazzetto di Busto. Nel complesso è stata una bella partita, abbiamo battuto bene, abbiamo murato abbastanza, perché comunque abbiamo fatto 9 muri, abbiamo tenuto le percentuali d'attacco molto alte, ci sono solo dei momenti in cui non spingevamo come sappiamo, però devo dire che il risultato è rotondo e quindi siamo contenti della prestazione. Entusiasti più che contenti gli oltre 300 tifosi arrivati da Conegliano, gli stessi che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno alle Pantere, che ora guardano con la solita fame allo scudetto. Dal triplete al poker il passo non è mai stato così breve. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10 questa sera, ospiti in studio Gianangelo Boff, commissario della Lega di Treviso, e Giovanni Battista Patete, coordinamento Fratelli d'Italia di Treviso. E poi, come ogni lunedì, a partire dalle 21:15 torna Ring, chi sfiderà Luca Zaia. Da oggi si accendono i riflettori sulla campagna elettorale per la Regione Veneto. La Lega lancia segnali agli alleati di governo, il Movimento 5 Stelle non decide ed il centro-sinistra non trova l'accordo. Se ne parlerà dunque stasera alle 21:15 su Antenna 3. Ospiti in studio con Ferdinando Avarino, il senatore Giampaolo Vallardi della Lega, Marco Carrai di Veneto che vogliamo, Elena La Rocca dei 5 Stelle, Giovanni Tonella del PD ed il giornalista Marco Bonet del Corriere del Veneto. In chiusura, come sempre, un'occhiata alle previsioni meteo. Vi ricordo che la Protezione Civile del Veneto ha annunciato che sono in arrivo sulla nostra regione venti forti, particolarmente in montagna, sulle cime, ma potranno esserci anche in pianura venti da moderati e a tratti tesi con possibilità di qualche raffica forte. Le previsioni del tempo, dunque, il meteo. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Bentrovati al meteo. Alta pressione e mitezza fuori stagione, ma stanno per irrompere correnti artiche che riporteranno le temperature un po' più in linea con il periodo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto, sulle pianure, nella prima metà di giornata il cielo sarà nuvoloso con locali nebbie e poi in dissolvimento al mattino. Dal pomeriggio diminuzione della nuvolosità fino a cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, valori massimi compresi invece tra 9 e 14 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche piovasco al mattino, in cessazione con il passare delle ore, quando invece sarà più soleggiato. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sui 13 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige, il sole sarà prevalente con cielo al massimo poco nuvoloso, neve sui confini alpini anche a bassa quota. Temperature minime intorno allo 0, massime tra 10 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.